un terremoto alla vigilia della chiusura dell'offerta. Popolare di Vicenza e Veneto Banca sono ormai attorno ai 2/3 del percorso previsto dalle rispettive offerte di transazione verso i soci azzerati dal crollo delle azioni, ma il rischio legale per i due istituti del Nord-Est cresce ancora. Il Tribunale Civile di Verona ha infatti condannato Popolare e Vicenza a indennizzare per intero 40.000 euro una piccola socia a cui sarebbero stati venduti pacchetti di azioni illiquide in violazione alle regole della MiFID, cioè del suo profilo di rischio. In sostanza la banca non ne aveva spiegato i rischi al momento dell'acquisto. Una sentenza che ora con ogni probabilità convincerà molti a non accettare l'offerta di transazione nella speranza di rivedere, tramite azioni legali, tutti i soldi persi. Può aprire una strada anche se non è da noi quella preferita, perché abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a confermare questa nostra idea che è meglio trovare strade conciliative piuttosto che adire alla via giudiziale, ma è una cosa importante. C'è da dire che la banca ha intenzione di ricorrere fino all'ultimo grado di giudizio, ma dalla magistratura è arrivato un segnale chiaro. Il pronunciamento dei giudici avrebbe avuto un peso maggiore se si fosse materializzato solo qualche mese fa, fino forse a bloccare le offerte di transazione, ma anche oggi che circa i 2/3 dei soci hanno accettato l'indennizzo rinunciando alle vie legali, tutto si complica in un momento in cui le due banche sono impegnate ad ottenere dall'Europa il via libera ad un aumento precauzionale da circa 5 miliardi. Laddove c'è stata questa mancata informazione è giusto che ci sia un percorso di risarcimento per vie legali. La conciliazione ha dato comunque un minimo di ristoro alle persone, ma soprattutto bisogna adesso dare un capitale e qui il decreto del governo dei 20 miliardi può dare un contributo anche a salvare i risparmiatori da questo punto di vista, perché le banche venete devono avere un futuro, poi vedremo se è con una fusione o se è con altre modalità di coordinamento, ma devono avere un futuro proprio per salvare sia i risparmi ma sia la capacità anche di sostenere l'economia.